Sono andato in chiesa l'altro giorno perché mi servivano battute nuove. Scusate se comincio subito così, aggressivo. Scusate pure di questa situazione che ci avete davanti. Io qualche tempo fa ho smesso di tagliarmi barba e capelli e mi dicono che comincio a somigliare un po' a Gesù Cristo, ma non so se... Secondo me no. Mi piacerebbe tanto essere Gesù, almeno mia madre comincerebbe a credere in me. Però no, non sono Gesù perché io esisto. No, allora, sinceramente, mi piacerebbe essere Gesù per alcune cose che ha fatto. Sapete sta cosa che è resuscitato, no? Se pensavano tutti che era morto e dopo 3 giorni è uscito da sta caverna con centinaia di persone che l'aspettavano e mi sarebbe piaciuto tantissimo essere lui. Solo per uscire dalla caverna e dire l'Islam è l'unica vera fede, solo per vedere che faccia facevano, solo per vedere quello che scrive la Bibbia che fa, vabbè ma che cazzo. Però è bello, mi piace vedere gente di buon umore perché io non ero di buon umore stamattina, ho avuto la litigata più stupida che ci può avere in una relazione. Praticamente la ragazza mia si arrabbia a morte quando dopo un pompino non la voglio baciare. Mi fa schifo, va bene, mi fa schifo, non mi vuole nemmeno di a chi l'ha fatto. Pensa, una volta ho fatto sta battuta, non mi vuole nemmeno di a chi l'ha fatto, e una signora in fondo sala urla, furba la ragazza. Faccio, in che senso signora? E lei, beh, c'è ingoiata alle prove? Raga, mi fate un applauso se avete un cane a casa? Ok. Vi odio tutti. No, non è vero, sono sicuro che ci sono brave persone, però non c'avete ogni tanto questa impressione che quelli che hanno un cane a casa hanno un po' st'aria, un po' che si sentono meglio di te, con st'aria da cazzo, un pochetto. Cioè, secondo me non sei una brava persona solo perché ti puoi prendere cura di un cane. Hitler c'aveva un cane, lo sapete? E mo solo perché lui era una brava persona. Comunque è vero, controllatelo su internet, Hitler aveva un cane, l'ha chiamato Saturno, come il pianeta, perché non so se lo sapete, ma Hitler era un grandissimo fan dei pianeti senza ebrei. Oh, se ci sono ebrei in sala non vi incazzate per queste battute e sentite da me e basta, cioè praticamente non esistono queste battute, come Israele. Guarda il palestinese come ride là. Vabbè, uno ne è rimasto, porello. Però vedi che bello, questo mi piace della comicità, sai, succede una tragedia là, no? Tutto quanto, e noi già ne parliamo, già ne stiamo già scherzando, e così si va avanti, questa è la potenza di quello che facciamo secondo me. Però adesso, specialmente se fai il mestiere nostro, adesso devi stare attento agli argomenti di cui parli, alle parole che usi. Sapete sta cosa che non si può più dire ritardato? Lo sapete? Non si possono più chiamare ritardati, adesso devi dire TikTokers. Ragazzi, l'ultima tappa che ho fatto di recente, sono stato a Roma e c'è un amico mio a Roma, lui si chiama Lorenzo, e di mestiere lui fa il cassamortaro, come si chiama quello che va a prendere i morti, veste, il becchino, no? E quindi, che non è questa cosa che mi fa ridere, quello che mi fa ridere è che prima di fare sto mestiere lui lavorava al McDonald's, che praticamente è il PR delle pompe funebri, porta gente, capito? Però lui mo lo fa da un po' di tempo, ce l'ha nel sangue secondo me. Io una volta mi sono addormentato a casa sua, mi sono svegliato la mattina con lo smoking e i fiori sul petto così. Però una volta stavamo a casa sua, no? Stavamo là e gli arriva sta chiamata e mi dice che deve de corsa andare a prendere un cadavere. E il collega stava male e non ci poteva andare da solo. Quindi io capisco che lui con lo sguardo sta cercando di dirmi: amico mio, aiutami. E io pure con lo sguardo sto cercando di dirgli: col cazzo. Sono stato sincero, io ho detto: guarda, non ho mai visto un morto in vita mia, toglielo dalla testa. E mi fa: dai, hai visto una persona dormire prima? No, è la stessa cosa. No, dai, ti do 10 euro. No, 15. Vabbè, vengo. 15 euro sono 3 Happy Meal. Insomma, ci vestiamo bene, andiamo a sto indirizzo, troviamo sta signora, un signore, c'è un ragazzo e c'è pure un bambino. Andiamo in una stanza a fianco e ce lo troviamo là. Il fu vivo. Tant'è che sta là,
Guarda, faccio scusa, Lorenzo, faccio scusa, questo ti sembra uno che dorme? Mi fa, c'ha gli occhi chiusi. Ho capito che c'ha gli occhi chiusi, ma io se mi sveglio una mattina, la ragazza mia è bianca così, dico, mi serve un'altra ragazza. Questa non respira. Mo non lo so con chi dorme Lorenzo, però forse si porta al lavoro a casa, non lo so. Comunque, è arrivato il momento di spostare sto corpo. Abbiamo quasi fatto, se non che mentre lo stiamo spostando vedo la testa di sto cadavere che fa... Sta cosa dovete sapere che succede ogni tanto perché i cadaveri ogni tanto hanno questa tensione muscolare in corpo che gli resta, che tendono a rilasciare tramite questi piccoli scatti, no? Anche ore dopo il decesso. Tutto bello, tutto interessante, solo che a me nessuno mi ha detto un cazzo. Cioè, per quanto ne so, io sto spostando uno zombie e vi faccio vedere, guarda, io sto là che sposto questo cadavere, no? Sto là, vedo la testa che si muove e faccio... Si è mosso. Ma che è vivo? Me giro, c'è la porta spalancata col bambino che ci fissa così. La scena che si ritrova davanti è un estraneo qua che trascina il nonno come una panchina arrugginita, un altro qua che fa si è mosso, si è mosso, si è mosso. La situazione è irrecuperabile, quindi fisso il bambino negli occhi e faccio, se lo dice a qualcuno prendiamo pure mamma. Grazie mille ragazzi! Grazie, grazie, grazie!